Cerimonia di riapertura della nuova scuola De Cosmi al villaggio Mosè di Agrigento. La fondazione Agire Insieme di Salvatore Moncada ha sostenuto la ristrutturazione. Il figlio terzogenito di Rina, Giuseppe, ricorda il padre: mi ha insegnato a rispettare gli altri, lo riabbraccerò solo da morto, non è stato Provenzano a tradirlo. Mancato pagamento dallo Stato all'ANAS, stop ai lavori sulla 640, rifiuti, le imprese diffidano, Gesa Agrigento 2, rispettate la par condicio creditorum. Il caso della chiusura dell'Istituto Professionale Fermi di Agrigento, scuola in fermento, manifestazione silenziosa di docenti e studenti, le interviste al VG. La Guardia di Finanza e il Tribunale di Agrigento sequestrano oltre 6 milioni di euro di beni a Di Bella e Leone di Canicattì. A Lampedusa recuperato il quarto cadavere. Ancora buon pomeriggio. Dunque, cerimonia di riapertura della nuova scuola De Cosmi al villaggio Mosè di Agrigento. La fondazione Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada ha sostenuto la ristrutturazione. Vediamo. Palloncini, canti, la piantumazione di un alberello e giornata di festa nella frazione agrigentina di Villaggio Mosè. Una scuola che riapre a distanza di 10 anni e diventa realtà grazie all'intervento di una fondazione privata, Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada, è un evento che merita di essere adeguatamente celebrato. Quella che fino a qualche mese fa era un ammasso di cemento, nel più totale degrado, danneggiato dai vandali e dormitorio per barboni ed extracomunitari, oggi ecco cos'è diventato. In appena 5 mesi un edificio degno d'essere scuola e di ospitare bambini. Un esempio di concreta fattività. Il privato ha compensato ai ritardi, alle difficoltà finanziarie dell'ente locale, il presidente Salvatore Moncada. Vedere tutti questi bambini felici. Questo è il risultato che si vuole alle nostre azioni, non abbiamo nessun altro obiettivo, per cui non facciamo politica, non facciamo altro. L'obiettivo della fondazione è rendere migliore per quello che può essere e può fare questa città, e lo fa da queste piccole e grandi cose, poi ognuno gli dà la dimensione che gli vuole dare. Qual è il prossimo obiettivo di Moncada? Un bel risultato sarebbe portare la gente nel centro storico, questo è uno degli obiettivi più importanti che ha la fondazione e speriamo di riuscirci. La scuola De Cosmi da oggi è dedicata al piccolo Francesco Tirone, scomparso all'età di 7 anni e che qui aveva frequentato la prima elementare. Commossi i genitori, la mamma Roberta Tuttolomondo, già assessore alla pubblica istruzione del comune di Agrigento, è stata lei a proporre alla Fondazione Agire Insieme di farsi carico della ristrutturazione dell'edificio. L'emozione è grandissima, la gioia è di vedere come dalla fine di una vita, l'inizio di una vita più grande, l'inizio di un percorso per questi bambini che hanno potuto riavere la loro scuola. Il pensiero più grande, oltre al mio Francesco, va a tutti quei bimbi che hanno perso la vita appunto sotto le macerie di una scuola, e perché questa possa essere un esempio per tutti, affinché eventi come quelli non accadano più. Spero che il gesto grande, di grande amore che ha avuto Totò Moncada possa servire da insegnamento a tutti coloro che possono investire un minimo della loro vita per la collettività. Finalmente un istituto scolastico efficiente al villaggio Mosè, la fine dei disagi per bambini, genitori e insegnanti, come afferma il preside Francesco Alfano. Quando uno entra dentro una scuola nuova e la trova pulita, accogliente, e va da sé che il desiderio di studiare e di stare in classe viene. Alle volte si dice che l'alunno non vuole stare in classe, non vuole stare in certe classi, in certe aule, perché laddove sono accoglienti e laddove c'è la possibilità di formarli divertendoli e coinvolgendoli, io sono sicuro che non fuggirà nessuno dalla scuola. Se avesse dovuto occuparsi della totale ristrutturazione il comune, chissà quanto tempo ancora si sarebbe dovuto attendere. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, riconosce le difficoltà. Avevamo fatto nel tempo diversi interventi, soprattutto di natura strutturale. Poi non avevamo i fondi per il completamento e per renderla funzionale. In questo senso l'apporto
dato da parte della Fondazione Agire Insieme è stato determinante per riaprire e restituire alla città questo importante presidio e questa importante struttura scolastica. Il coordinamento provinciale del Patto per il Territorio, tramite un documento stampa firmato da numerosi esponenti politici agrigentini, rinnova fiducia al leader provinciale Riccardo Gallo e al presidente provinciale Piero Macedonio dopo alcune fuoriuscite dal gruppo. Il testo integrale del documento è pubblicato sul sito internet di teleacras.com. In sintesi, il coordinamento provinciale del Patto per il Territorio afferma, dopo aver contribuito in modo determinante alla vittoria di Zambuto sindaco, affermandoci come primo partito della coalizione a suo sostegno con oltre 4.800 voti, rilanciamo l'obiettivo di partecipare da protagonisti alle prossime elezioni regionali, mantenendo la nostra identità e autonomia politica come Patto per il Territorio. Precisiamo al sindaco, continua la nota, e agli agrigentini che non vi è stato nessun cambiamento di linea politica al comune di Agrigento. La defezione dei 3 consiglieri è stata frutto di una trattativa in solitario degli stessi neoassessori con il sindaco Zambuto. Dunque il Patto per il Territorio continuerà ad essere rappresentato sia all'interno del Consiglio Comunale di Agrigento sia in tutti i comuni dove ha rappresentanza nelle assemblee elettive. Il figlio terzogenito di Irina, Giuseppe, ricorda il padre. Mi ha insegnato a rispettare gli altri, lo riabbraccerò solo da morto. Non è stato Provenzano a tradirlo. Angelo Ruoppolo per i particolari. Lui è Giuseppe Salvatore Riina, 35 anni, figlio terzogenito delle boss Totò, condannato ad una pena già scontata di 8 anni e 10 mesi di reclusione per mafia. Dal 2 ottobre 2011, dopo i saluti al penitenziario di Voghera, è un uomo libero che ha saldato il suo debito con la giustizia. Il giudice gli impose l'obbligo di dimora a Corleone e il rientro a casa entro le ore 21. Al suo paese natio, così come a Padova, dove, come secondo misura di sorveglianza, oggi vive e lavora in una onlus, non è stato mai bene accetto. Infatti, Giuseppe Riina, che ha concesso un'intervista al settimanale Oggi, conferma: sono stato considerato un appestato, esiliato da Corleone. Volevano cacciarmi anche da Padova. Hanno cercato di infangare chi mi ha aiutato. Al più presto scriverò un libro per mostrarmi per quello che sono, svelare particolari della mia vita. Non sono il boss prepotente e sbruffone che hanno dipinto. Sono un uomo che vuole riappropriarsi della sua vita, anche se mi chiamo Rina. Poi il figlio ricorda il padre, l'ex capo dei capi. Non vedo mio padre da 10 anni, non lo tocco da 20. Di lui so che sta male, che è stanco, malato, ha il Parkinson e un cuore malandato. Vorrei abbracciarlo, certo, ma so che lo farò solo quando sarà morto. Mio padre ama la musica, le canzoni di Claudio Villa. Mi ha insegnato a rispettare gli altri, perché non è l'uomo descritto dalle cronache giornalistiche o dalle sentenze, ma un padre affettuoso, pieno di attenzioni e di principi. A mio padre piaceva cucinare, curare il suo orto e le sue piante. In tutte le case che abbiamo avuto c'è sempre stato un giardino ed un pollaio. Mio padre ci passava le ore fra galline e conigli. Amava gli animali. Ci sono sempre stati cani e gatti in casa nostra. Giuseppe Riina è convinto che non sia stato Provenzano a tradire suo padre, provocando il suo arresto, e racconta: sicuramente ha fatto comodo a qualcuno dirlo. Erano amici. Mio padre non ha mai creduto in un suo tradimento. Non ci crede lui e non ci credo io. E su quanto ha dichiarato Totò Riina, secondo cui Paolo Borsellino sarebbe stato ucciso da uomini dello Stato e non dalla mafia, il figlio Giuseppe commenta: se lo ha detto avrà avuto i suoi buoni motivi.
Torniamo alla politica, le prossime regionali, lavori in corso ed entusiasmo in casa Greggentina del nuovo polo per la Sicilia. Numerose sono le adesioni politiche ed elettorali al progetto di Futuro e Libertà capitanato da Luigi Gentile. A Fli ha aderito ed è in lista per un seggio a Sala d'Ercole Giovanni Sallì. Nella stessa lista dove Luigi Gentile è capolista vi sono tra gli altri Mariano Ragusa, Angelo Messinese e il sindaco di Palma di Montechiaro Bonfanti. Altre adesioni e candidature matureranno a breve. E questa sera su Teleacras alle 21 è ospite di tema il deputato regionale di Grande Sud e ricandidato all'Assemblea regionale siciliana Michele Cimino. La Guardia di Finanza e la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento hanno sequestrato beni ad Angelo Di Bella, 58 anni, e Vincenzo Leone, 42 anni, entrambi di Canicattì, già inquisiti nell'ambito dell'inchiesta antimafia cosiddetta Agorà e già destinatari di un primo maxi sequestro per decine di milioni di euro lo scorso 27 gennaio. L'entità del patrimonio sequestrato adesso sarebbe di circa 6 milioni e 300 mila euro tra beni mobili e immobili. Si tratta di 27 terreni tra Canicattì e Deli e un immobile a Canicattì. Dopo la decadenza del comune di Racalmuto per infiltrazioni mafiose e l'insediamento di una commissione prefettizia, il Ministero degli Interni ha proposto al giudice e il Tribunale Civile di Agrigento, presidente Luciana Razzete, relatore Marco Salvatori, ha deciso la non candidabilità di alcuni esponenti politici racalmutesi che nel corso degli ultimi anni sono stati ai vertici dell'amministrazione comunale. Si tratta dell'ex sindaco Salvatore Petrotto, l'ex presidente del Consiglio Comunale Salvatore Milioto, l'ex assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Dinaro e l'ex consigliere comunale Concetta Alfano Burruano. In occasione della prima udienza oggi al Tribunale Civile di Agrigento al processo a carico dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento citata per risarcimento danni dai familiari di Maria Vassallo, deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il 20 dicembre 2006, il giudice ha avviato un tentativo di conciliazione tra le parti in causa. Pertanto sarà esperito tale tentativo e qualora dovesse fallire la prossima udienza è in calendario il 6 marzo. Mancato pagamento dallo Stato all'ANAS, stop ai lavori sulla statale 640. Nel frattempo, a proposito di rifiuti, le imprese diffidano Gesa Agrigento 2. Rispettate, dicono, la par condicio creditorum. Davide Sarto. Stop ai lavori di ammodernamento e raddoppio della strada statale 640 Porto Empedocle Caltanissetta. I cantieri sono chiusi ed il personale sarebbe sul punto di essere licenziato. Il motivo è semplice: il Ministero dell'Economia non accredita più i fondi all'ANAS e a cascata non sono più pagati i lavori eseguiti dal general contractor, imprese affidatarie e subappaltatrici. Il problema, che è di livello nazionale, in Sicilia si traduce in un danno economico di circa 140 milioni di euro e riguarda sia le maggiori opere stradali in corso nell'isola che numerosi altri interventi di minore entità. I lavori sulla 640 quindi sono fermi e tutto ciò naturalmente causerà un allungamento dei tempi per il completamento del primo maxi lotto da Agrigento a Grottarossa. A lanciare l'allarme è stato già alcuni mesi addietro il presidente dell'Ance Sicilia, Salvo Ferlito, il quale ha più volte contattato il Ministero senza però ricevere risposte positive per la risoluzione del problema. Ferlito afferma: è una serrata obbligata perché la prolungata crisi del settore ha prosciugato i capitali di impresa e nessuno è più in condizione di indebitarsi ulteriormente con le banche per pagare stipendi e fornitori. E dalla chiusura dei cantieri sulla 640 Porto Empedocle Caltanissetta al problema rifiuti nell'Agrigentino, che rimane sempre d'attualità. L'emergenza raccolta si è appena conclusa e nel frattempo scoppia una nuova grana. Le ditte che si occupano del prelievo hanno infatti notificato al liquidatore del lato Gesa Agrigento 2, Teresa Restivo, una diffida con la quale chiedono di rispettare la par condicio creditorum non appena, grazie ai commissari nominati dalla Regione nei comuni, avrà la disponibilità delle somme necessarie
necessari a soddisfare i vari crediti. A scatenare la reazione delle ditte è stato quasi certamente il pagamento diretto da parte di Gesa dell'anticipo di 4.000 euro ai loro dipendenti in sciopero. Le imprese ritengono illegittimo il pagamento diretto dei lavoratori e si riservano di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti e di chiedere il risarcimento di eventuali danni. Il naufragio di 6 settembre, del 6 settembre poco al largo di Lampedusa, nei pressi dell'isolotto di Lampione, e il recupero dei cadaveri. Dopo i primi 3, adesso una motovedetta della Guardia Costiera ha recuperato un altro morto, verosimilmente vittima della stessa sciagura. La presenza del corpo è stata segnalata dall'equipaggio di un motopesca. L'inchiesta antimafia nuova cupola nell'Agrigentino e l'applicazione del 41 bis agli indagati. Sono stati 7, adesso sono 8. Infatti il ministro della giustizia Paola Severino ha imposto il carcere duro a Luca Cosentino, 36 anni, di Agrigento, presunto capo della famiglia mafiosa di Agrigento, a capo di un gruppo operativo impegnato in rapine, estorsioni e traffico di droga. I dirigenti della CGIL pensionati e della Federconsumatori di Agrigento, Piero Mangione, Enzo Baldanza ed Ilenia Capodici, intervengono nel merito del proposto aumento delle tasse IMU e IRPEF, rilanciano l'appello alla concertazione e al bilancio condiviso al sindaco Marco Zambuto. Mangione, Baldanza e Capodici affermano: ribadiamo contrarietà all'aumento delle tasse, ribadendo altresì che è possibile recuperare risorse diversamente, con manovre quali il patto anti-evasione, la dismissione delle proprietà immobiliari non utilizzate e gli investimenti per la crescita economica e il lavoro. Dopo una prima promessa di impegno da parte del sindaco Zambuto, siamo ancora in attesa di concordare la stipulazione di un bilancio condiviso. Allo stesso modo invitiamo l'assessore alle politiche sociali Amato ad un confronto programmatico con il sindacato. All'assessorato alla famiglia vi sono risorse finanziarie accreditate e disponibili per l'azione di contrasto all'esclusione, al disagio, alla non autosufficienza e alla povertà che non sono state utilizzate. Auspichiamo, concludono i dirigenti della CGIL, che la campagna elettorale per le prossime regionali non distragga le rappresentanze istituzionali dai loro compiti. L'ex consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Arnone chiederà direttamente al segretario nazionale del Partito Democratico Bersani la candidatura alle prossime regionali in Sicilia con il Partito Democratico. A sostegno della richiesta, Giuseppe Arnone è impegnato nella preparazione di un video testimonianza del proprio impegno politico, civico e sociale da oramai oltre 20 anni, che sarà pubblicato su YouTube e su altri canali di condivisione di massa. Ma ascoltiamo lo stesso Arnone. Il videodocumentario è quasi pronto, lo vedranno anche gli agrigentini, è molto interessante, ha una caratterizzazione, come dire, molto bella, costruttiva. Vi sono riassunte con delle bellissime immagini le battaglie a difesa della Scala dei Turchi, di Montegrande, per l'istituzione della riserva di Torre Salsa, a difesa di Caporussello. È venuta fuori una cosa molto godibile. Io dico questo a Bersani nel filmato: Giuseppe Arnone fa parte della storia della sinistra siciliana e, piaccia o non piaccia, assieme a Beppe Lumia, ad Antonello Cracolici, a Pino Apprendi, nel gruppo importante degli eredi dell'insegnamento di Pio La Torre. Il posto di Arnone oggi è nella lista del Partito Democratico. Se mi diranno di no, affronteremo la questione della lista Crocetta. Io di voti ne sposto tantissimi, come è noto, come è venuto fuori in tutte le tornate elettorali alle quali ho partecipato. A Bersani ho fatto anche presente che da solo nel 2008 ho avuto 2/3 dei voti dell'intero Partito Democratico, loro 30.000, io da solo 19.000. Ora, i veti nei miei confronti hanno anche questa ragione, la paura a confrontarsi con me, però la politica non si costruisce in questo modo. Abbiamo già segnali, diciamo, importanti nel disegno di costruire attorno a Rosario Crocetta quella sinergia e quella sintonia che è necessaria per vincere le elezioni.
Crocetta in questo momento viene dato ad un punto di differenza rispetto a Musumeci. È una gara testa a testa, è chiaro che devono essere impegnate tutte le energie che sono in condizioni di spostare una quantità di elettorato significativa e soprattutto hanno belle idee e belle storie tali da attirare gli elettori. E oggi pomeriggio su Teleacras intorno alle 15 due interventi di Giuseppe Arnone, uno sul Partito Democratico e un altro su Crocetta. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha scarcerato e concesso i domiciliari a Davide Mordino, 41 anni, ex parroco della Basilica di San Calogero a Sciacca, arrestato lo scorso 23 luglio e accusato fino al 30 dicembre 2009 di aver compiuto atti sessuali con numerosi minori di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro. Il tutto aggravato dal proprio ruolo e dall'età minore. Secondo quanto emerso dall'inchiesta coordinata dai magistrati della Procura di Palermo, Laura Vaccaro e Alessia Sinatra, il sacerdote avrebbe proposto ai minori un test sulla sensibilità corporea, a cui sarebbero seguite le prestazioni sessuali pagate ai ragazzi da 50 fino a 300 euro. Mordino avrebbe rabbonito i ragazzini inducendoli a firmare anche un modulo indirizzato a Mediaset per la partecipazione a programmi televisivi. I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno compiuto un servizio straordinario di controllo del territorio a Santo Stefano Quisquina. Uno studente è stato denunciato per rapporto abusivo di armi. È stato sorpreso in possesso di un coltello di 15 centimetri. Un altro ragazzo è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti perché in possesso di quasi 1 grammo di marijuana. Inoltre identificate circa 250 persone, contravvenzioni per i conducenti di 6 autoveicoli per omessa revisione e decurtati complessivi 221 punti della patente. Elevate inoltre 64 contravvenzioni al codice della strada con sanzioni per un ammontare complessivo di circa 6.000 euro, ritirate 3 patenti di guida ed una carta di circolazione. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Licata, in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato Giampiero Arrostuto, 34 anni di Licata, già agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Arrostuto ha violato le prescrizioni che gli sono state imposte dal giudice e pertanto è stato trasferito al carcere Petrusa di Agrigento. E ad Agrigento i poliziotti della squadra Volanti hanno inseguito perché ha violato un posto di blocco in via Giovanni XXIII e hanno denunciato un ragazzo di 23 anni sorpreso ubriaco e senza patente a bordo di un ciclomotore. Il 23enne risponderà di guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e minacce a pubblico ufficiale. E veniamo adesso alla tanto discussa chiusura dell'Istituto Professionale Enrico Fermi di Agrigento, istituto chiuso, scuola in fermento, o meglio, in fermento sono docenti e studenti che oggi hanno dato vita ad una manifestazione, un sit-in silenzioso o pacifico. Abbiamo realizzato delle interviste, le seguiamo. Istituto chiuso, docenti e studenti fuori per protestare, vi mobilitate? Sì, anche perché io sono l'assistente tecnico di questo istituto e i nostri laboratori purtroppo sono chiusi, se anche loro ci dessero delle aule non pensano per i laboratori. Per i laboratori nessuno ne parla, né il Presidente della provincia né l'assessore provinciale, anche perché il nostro è un istituto professionale e un liceo tecnologico, quindi il cuore pulsante della scuola sono i laboratori. Quindi se i laboratori sono chiusi, i ragazzi, la professionalità si fa bene dire. Ci è stato comunicato questa chiusura una settimana fa, per cui quando già le lezioni dovevano iniziare, quindi non dandoci locali neanche per il preside o per l'ufficio di segreteria dove poter svolgere le loro mansioni e funzioni, quindi siamo veramente dei terremotati e come tali non sappiamo cosa fare. Attualmente i nostri alunni nelle classi prime sono ubicate presso l'istituto Sciascia Geometra
e il Niccolò Gallo, queste solo 10 classi fanno lezione regolarmente, tutte le altre classi invece sono costrette a stare fuori, ma al di là di questo anche, ripeto, tutti gli uffici di segreteria, la dirigenza che non ha un posto dove poter svolgere le proprie mansioni e funzioni. Lei ha dei fogli in mano, raccoglie le firme, cosa sta facendo? Lavora anche fuori? Io sono un'assistente amministrativa dell'Enrico Fermi e abbiamo improvvisato la segreteria fuori, una segreteria volante per poter ottemperare al minimo che si possa fare per i servizi, per rendere un minimo di servizio per la scuola. Ho portato dietro i timbri che posso far vedere, il foglio delle firme e quant'altro può servire momentaneamente. Lavorare in questo modo non è proprio agevolissimo? Assolutamente, è un disastro per tutti. Pensate di continuare questa protesta? La protesta la continueremo affinché qualcuno capisca l'esigenza, che è un'esigenza primaria, e che provveda a sistemare un po' la situazione. Avvertite disinteresse, indifferenza? No, noi siamo solo qua in mezzo a una strada, non sappiamo dove andare, non abbiamo una scuola e stiamo cercando di raccogliere più firme possibili per portarle alla provincia per vedere se si può risolvere la situazione. Ma a quanto pare non c'è niente da fare. C'è il silenzio da parte delle istituzioni? Sì, c'è il silenzio e a quanto pare abbiamo anche alcune istituzioni contro, perché nessuno ci sta ascoltando e noi ci stiamo mettendo in mezzo alla strada a noi per fare qualcosa. Non ci danno retta e noi faremo di tutto per farci sentire, non ci arrendiamo così. Farete altre azioni di protesta? Sì, abbiamo già l'autorizzazione per fare una protesta venerdì e sabato, partendo dalla scuola e andando alla provincia, facendoci sentire anche là davanti. A chi vi rivolgete in particolare? Noi ci rivolgeremo a Dorsi perché è lui che è il presidente della provincia, quindi se non ci rivolgiamo a lui, che siamo nella provincia di Agrigento, con chi ci dovremmo rivolgere? Se non ci ascolta lui, chi ci dovrebbe ascoltare? Il consigliere comunale del Popolo della Libertà di Agrigento e vicepresidente del Consiglio Giuseppe Di Rosa ha presentato un'interrogazione in question time sui pagamenti delle concessioni per gli insediamenti di impianti di energia alternativa. Giuseppe Di Rosa chiede chi paga il Comune per l'utilizzo dei terreni in cui sono impiantate pale eoliche e impianti da fonti rinnovabili ad alto impatto visivo e territoriale. Ai comuni spetta una percentuale del 2% o in alternativa il pagamento sotto forma di megawatt di energia ceduta gratuitamente. Perché allora, chiede ancora Giuseppe Di Rosa, nel bilancio in preparazione non sono state previste somme in entrata da questo capitolo. Il dirigente della CGIL Sanità di Agrigento, Alfonso Buscemi, si è rivolto al sindaco e al consiglio comunale di Sciacca rilevando numerose disfunzioni all'ospedale della città delle Terme. Alfonso Buscemi afferma: constatiamo un'assegnazione e una distribuzione inadeguata del personale infermieristico da parte della direzione sanitaria. Inoltre, continua ancora Alfonso Buscemi, ricorrono gravi carenze di personale infermieristico nel reparto di cardiologia e ciò appesantisce ulteriormente l'attività del personale in servizio esposto a forti rischi di errori professionali. La scarsa attenzione alla corretta gestione delle risorse umane da parte della direzione sanitaria non può continuare ad essere tollerata dalla direzione generale. Chiediamo un incontro risolutore tra le parti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa madre a Porto Empedocle i funerali del professor Carmelo Graci, lo ricorda così Mario Gazziano. Ci ha lasciato in silenzio con il garbo e la gentilezza di sempre, che sempre hanno contraddistinto il suo modo di essere e di comportarsi. Così era vissuto Carmelo Graci, protagonista elegante e misurato della vita sociale e culturale degli ultimi 50 anni in provincia di Agrigento. Professore e appassionato di sport e cultura, egli seppe dare un segno di compostezza e di tolleranza in ogni settore dell'impegno che lo vide protagonista. Lo ricordo accanto a me in tante e tante esperienze culturali, attento, preciso e nei suggerimenti garbato e convincente. Un vero protagonista che operò con saggezza e intelligenza, con raffinatezza intellettuale e con grande sentimento di amicizia, rara, sincera e leale.
Lo incontrai per l'ultima volta il 29 luglio per la rappresentazione della saga del Signore della Nave, giù a Casa Pirandello al Caos. Era veramente felice di vedermi, dopo una lunga assenza a causa della malattia che lo stava lentamente sconfiggendo. Io riprendevo una complessa esperienza teatrale e culturale che con lui avevo costruito fin dal 2006 e poi nel 2007 e poi ancora nel 2008. Fu come tornare indietro negli anni e per questo ritorno ad una dimensione di serenità e di impegno credo fosse intensamente commosso. Si fermò per un po' di tempo, parlammo come due grandi fraterni amici che sanno incombente la minaccia di un addio forzato. Poi mi salutò con la dolcezza e l'affetto di sempre, mi disse sorridendo: Mario, non ti scordare di me dopo. Mi abbracciò e si allontanò silenziosamente, con il garbo del gentiluomo che fu il segno distintivo di tutta la sua vita. Così ricorderemo Carmelo Gaci, con affetto e gratitudine. Grazie per tutto quello che ci hai comunicato, che ci hai insegnato. Caro, dolce, affettuoso Carmelo, amico per sempre. Ha riscosso un ottimo riscontro di consenso da parte del pubblico il libro Al poeta della vita, in ricordo di Luigi Tenco, l'ultimo lavoro di Valentina Veziani, giovane scrittrice di Porto Empedocle che da anni si cimenta a scrivere poesie, saggi e biografie. La stessa Valentina Veziani afferma: l'entusiasmo e la stima dimostrata da parte di una variegata fascia d'età mi ha stimolato talmente che a breve inizierò a dedicarmi nella stesura del mio primo romanzo. Vorrò operare su un progetto che risalta la realtà odierna, l'amore in ogni sua forma, con intrecci amorosi, intrighi, fallimenti, cercando di immedesimare il lettore quasi ne fosse protagonista, toccando le corde più profonde dell'anima. Utilizzerò un linguaggio semplice, scorrevole e comprensibile. Starò attenta ad esaltare quella che è la capacità descrittiva in ogni piccolo dettaglio, perché in fondo sono i dettagli che fanno la differenza. Ed eccoci allo sport, il calcio, alcune notizie di mercato. Il portiere Francesco Talluto avrebbe rescisso il contratto con il Ribera in Serie D per divergenze con la società e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Il Serra di Falco, squadra del campionato di promozione, si rafforza ulteriormente con l'ingaggio dell'attaccante Gaetano Lococo, ex Ebolitana. Nel frattempo la Lega Sicula ha diramato il calendario del torneo di prima categoria che inizia domenica prossima. Nella prima giornata spicca il derby agrigentino Cattolica Eraclea Accademia Empedoclina. Poi si affronteranno Milena e Casteltermini e Real Unione Siculiana. Nel campionato d'eccellenza sabato prossimo si giocherà l'anticipo Parmonval-Monreale. A Raffadali domenica sarà sfida al vertice tra i locali di Gaetano Longo e l'Alcamo. L'Acragas affronterà invece in trasferta il neopromosso Bagheria allenato dall'ex Mimmo Bellomo. Trasferta insidiosa, i biancazzurri sono in vetta al torneo e hanno il migliore attacco. Il Bagheria non ha ancora segnato in questo inizio di campionato, ma facciamo il punto alla seconda giornata del campionato di eccellenza, ma anche in quello di promozione, con Rino Pitanza. Siamo appena alla seconda giornata dei campionati regionali di eccellenza e promozione ed è sicuramente presto per fare previsioni o altro, ma delle indicazioni queste 2 giornate le hanno sicuramente date. In eccellenza hanno indicato l'Acragas come macchina da gol abbinata anche a sprazzi di bel gioco, anche se con avversari abbordabili, ma se il buongiorno si vede dal mattino sarà un campionato che vedrà la squadra dei Templi ai vertici della classifica. Risponde l'Alcamo con il bomber Fabio Messina, il Camarat che con 2 vittorie presenta il suo biglietto da visita e le neopromosse Raffadali e Leon Portese. Inizio stentato per Campofranco, Mazzara e Gemini che hanno ottenuto solo una vittoria, mentre altre squadre accreditate alla vigilia come quelle che dovevano comunque fare bene zoppicano un po'. Marsala, Sangataltese, Valderice e Folgore non hanno ancora ottenuto punti. Ovviamente, si diceva, siamo solo all'inizio e tutte le squadre devono carburare e avranno modo e tempo di farlo già da domenica prossima.
Stesso discorso in promozione, dove il Serra di Falco è tornato sconfitto da Terrasini, campo ostico, ma non per questo ridimensiona l'obiettivo della promozione in eccellenza. Ottimo il vio del Canicattì, che ha allestito un organico di tutto rispetto, ottenendo 6 punti in 2 gare al pari del Terrasini. La Pro Favara, dopo il mezzo passo falso iniziale in casa, si è riscattata in trasferta, espugnando in rimonta il Salemi. Anche il Cianciana comincia a farsi vedere in classifica, mentre l'Aragona, dopo la battuta d'arresto iniziale contro il Serra di Falco, batte lo Strasatti e conquista i primi 3 punti. Si ferma lo Sciacca in terra trapanese, così come il Mussomeli tra le mura amiche, ad opera della capolista Canicattì. Siamo solo alla seconda giornata, si diceva, le squadre si sono molto rinnovate e molte panchine hanno inquilini diversi di quelli dello scorso anno. Dirigenti e tifosi devono essere pazienti con chi si è attardato e non esaltarsi più di tanto con chi è partito a razzo. I campionati sono sempre difficili, ogni gara è una storia a sé e bisogna seguirle domenica dopo domenica, senza esaltarsi e senza abbattersi. Domenica è un altro giorno, si vedrà. Adesso il basket, brutta tegola in casa Fortitudo Moncada Agrigento, infortunio per l'argentino Albano Chiarastella durante un'azione di gioco nella partita contro la Basket Nord Barese del trofeo EMP Alta Murgia che si è svolto a Bari. Il 26enne ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il giocatore in queste ore è stato sottoposto a vari controlli ed è emerso che si tratta di una distrazione di grado moderato del legamento crociato anteriore e di una distrazione di lieve entità al legamento collaterale mediale. Albano Chiarastella potrebbe rimanere fermo per un mese e saltare quindi almeno le prime 4-5 giornate di campionato. La dirigenza e lo staff tecnico stanno valutando l'opportunità di ricorrere al mercato. Potrebbe essere ingaggiato un giocatore a gettone in grado di sopperire momentaneamente alla pesante assenza di Albano Chiarastella. Bene, con lo sport termina il nostro videogiornale. Prima della sigla vi ricordo che questa sera su Teleacras alle 21 è ospite di tema il deputato regionale di Grande Sud e ricandidato all'Ars Michele Cimino, mentre questo pomeriggio su Teleacras intorno alle 15 potrete seguire 2 interventi di Giuseppe Arnone, uno sul Partito Democratico e un altro su Crocetta. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.